La chetamina a Treviso ha un ruolo preponderante, cioè abbiamo visto che rispetto alle altre province, la provincia di Treviso effettivamente ha una diffusione maggiore di questa sostanza. Sostanze dissociative come la chetamina al centro del focus voluto a Santa Caterina dal CEIS, ed è proprio la marca trevigiana con l'elevato numero di sequestri, nettamente superiore al resto del Veneto, a far scattare l'alert. È pericoloso proprio per gli effetti dissociativi che questo stupefacente crea, per gli effetti allucinogeni, per gli effetti sulla sfera psichica dei giovani utilizzatori. Enorme diffusione di cocaina, dicono gli specialisti, e cannabis con elevata percentuale di principio attivo, ma sono le sostanze psicoattive e i mix a preoccupare. Noi riceviamo campioni biologici da 20 ospedali, quindi della zona di Treviso, di Venezia, di Rovigo, in relazione agli incidenti stradali. Circa il 20% dei soggetti coinvolti in incidente stradale è positiva per alcol, tra l'altro con alcolemie relativamente abbondanti, e circa il 10% è positivo per stupefacenti. Di questo 10% la parte più importante è rappresentata da cocaina e cannabis, quindi una forte disabilità, una forte propensione a creare appunto difficoltà alla guida e quindi a essere coinvolti in incidenti stradali. Le droghe del passato, vedi l'eroina, annichilivano, spegnevano l'assuntore, le sostanze dissociative ne tirano fuori il peggio. Abbiamo notato che l'uso di queste nuove sostanze rende una maggiore aggressività e una maggiore imprevedibilità. Questo chiaramente ha un effetto anche sulla guida che rende più pericoloso lo strumento dell'auto. La ricercatrice Sabrina Molinaro ha puntato l'attenzione sull'uso di sostanze nella fascia 15-19 anni. La generazione Z, dice, passa da uno stupefacente all'altro, ma non va sottovalutato il consumo di psicofarmaci senza ricetta. Parliamo di un 13-15% di studenti con una prevalenza fra le ragazze molto più alta rispetto a quelle dei ragazzi. Questo secondo me è un campanello d'allarme importante. Quando chiediamo ai ragazzi perché fai uso di psicofarmaci per l'attenzione, la maggior parte ci dice per migliorare la mia performance scolastica. 72 i soggetti di cui la cooperativa CEIS si occupa quotidianamente. A Campocroce di Mogliano da una decina d'anni ci si è specializzati proprio sui giovani tra i 18 e i 28 anni, e la concomitanza con la diffusione delle nuove sostanze non è casuale. La parte dell'intervento delle dipendenze si associa all'intervento della salute mentale. Questo mix diventa molto difficile, tant'è che stiamo spingendo anche verso la Regione perché sperimenti delle iniziative e delle attività che siano più precise rispetto a questo target.